Ben ritrovati appassionati amici dell'atletica. A Lana, in provincia di Bolzano, si sono svolti i campionati regionali di prove multiple assieme al Veneto e al Trentino Alto Adige. Nella gara junior Alberto Nonino del Malignani Libertas ha vinto il decathlon con 6.757 punti, seconda prestazione regionale all time dopo i 7.123 del record di Modugno. La prima esperienza da junior per Nonino, con gli attrezzi più pesanti e gli ostacoli più alti, a parte l'heptathlon indoor di quest'inverno. Le condizioni meteo non erano favorevoli e molto probabilmente avrà modo di migliorare ancora. Il titolo junior donne è andato a Tea Civardi del Bor Trieste con 4.278 punti e quello promesse donne a Meta Sterni, anche lei del Bor, con 4.108 punti. Tra le allieve bene Veronica Pagnucco della Libertas Casarsa con 4.135 punti, che è l'ottavo punteggio di sempre di categoria. Oltre alle prove multiple, anche il campionato regionale dei 10.000 in pista si è disputato insieme al Veneto a Murano, in provincia di Venezia. I titoli sono andati a Daniele Torrico della Trieste Atletica in 32, 35 e 77 e ad Erika Bagatin della Maratonina Udinese con 44 minuti, 0 secondi e 66 centesimi. Quest'anno per la 39esima volta il Malignani Libertas ha ricordato il suo già velottista Pietro Paolo Todaro. Vista l'impraticabilità della pista e delle pedane del Daldan, il meeting è stato spezzato in due con peso, disco e martello a Udine e tutte le altre gare a Maiano. Su tutti Davide Vattolo, che ha sparato un gran 73 metri e 01 di martello junior, portandosi a meno di un metro dal record di Marco Bortolato. Sempre bene alle sue spalle il compagno di società Alessandro Feruglio con 67 metri e 75. Negli allievi 62 metri e 86 di Eric Tavano. Al femminile sembra completamente ritrovata Isabella Martinez con 51 metri e 39 consistenti progressi per l'allieva Beatrice Cristante con 44 metri e 61. Enrico Sacomano non perde un colpo e il suo disco plana a 55 metri e 91. Il disco femminile è appannaggio di Marilena Visintin dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli con 45 metri e 41. Nelle allieve vince Annalisa Amico con un buon 38 metri e 93. Sacomano si cimenta anche nel peso e piazza un buon 15 metri e 35, mentre Giovanni Sordi dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli lancia per la prima volta da junior con l'attrezzo da 6 e realizza un ottimo 14 metri e 93. La campionessa italiana allieve Giada Cabai infine vince nelle allieve con un normale per lei 13 metri e 55. Nessun acuto ma buon livello medio nelle altre gare del programma che si sono disputate a Maiano. Nella velocità eccellente 10 secondi e 66 del palmarino della Sindustria Padova, Fabrizio Ceglie davanti al Michele Brunetti Trieste Atletica 10 e 78. Bene l'ostacolista junior Simone Coren del Malignani Libertas che scende per la prima volta sotto gli 11 secondi con 10,97. Nei 400, 50 secondi e 36 di Andrea Chiarvesio. I 200 donne sono di Margherita Urti del Custrieste con 25 secondi e 84, purtroppo ventoso. Troppo vento anche per gli ostacolisti con Gabriele Cernigoi del Malignani Libertas che batte Riccardo Del Torre dell'Atletica Bruniera 14,46 a 14,48 e Anna Bionda che scende a 13,86 ma con 2,3 metri di vento a favore. Passiamo al mezzofondo con gli 800 maschili che vedono trionfare il trentino Giovanni Gatto in 1 minuto 54 e 85 davanti ad Andrea Lamparelli 1,55,57. Belli i 3000, con la fiera dei sorpassi finali tra Mascia Costa e Matteo Spanu e vittoria del primo in 8,29,78 contro 8,31,30. Nei 1.500 femminili Ilaria Bruno infligge alle avversarie 25 secondi chiudendo con il personal best a 4 minuti 36,01. Nei 3.000 donne 10 minuti e 44 secondi e 22 di Arianna Del Pino, nei salti 2,6 metri di alto per Simone D'Alzilio e 5,62 metri di lungo per Anna Costella.
E siamo alla gara clou del giavellotto. Negli uomini sono gli sloveni a dominare, con Anze Duriava di Lubiana a 61,49 m e Gasper Jukart di Velenie a 57,8 m. Nelle donne vittoria di Sara Yamai dell'Esercito con 53,16 m davanti al carabiniere Paola Padovan con 50,43 m. La 18ª edizione del meeting nazionale di atletica leggera si è disputata sabato a Palmanova con la solita impeccabile organizzazione della Libertas Friul, sostenuta dall'amministrazione comunale e con la collaborazione delle associazioni sportive locali. La manifestazione ha aperto la 2 giorni di gare al Polisportivo Bruseschi, che domenica è stato invaso dai giovani del Trofeo Modena, ben 1545 gli atleti gara, e di cui parleremo nella prossima puntata. Il meeting è stato all'altezza della tradizione che presenta sempre atleti importanti in chiave azzurra, capaci di elevare il livello tecnico generale dell'appuntamento atletico per eccellenza della città stellata. E a proposito di stelle, quella più attesa del meeting era la velocista di casa, Aurora Berton, per confermare quanto di buono fatto nella stagione al coperto. L'atleta di Lucia Pierobon non ha deluso le attese vincendo i 100 metri in 11,56, record promesse eguagliato, per un podio di qualità dove Giorgia Bellinazzi, Bruniera Friuli-Intagli, ha colto la piazza d'onore in 11,67 e la veneta dell'Assindustria Ope Esekeibe si è classificata terza in 11,83. Alla Berton è stato assegnato il premio speciale alla memoria di Bice Baldin e Pio Baraccetti, indetto dai figli Gabriella e Paolo. Abbiamo raccolto alcune impressioni delle 3 ragazze, ascoltiamole. Prima gara all'aperto e subito un record eguagliato. Direi che cominciamo bene. Sì, cominciamo bene, non me l'aspettavo perché non li avevo preparati bene, visto che ero tornata da raduno a Roma da poco. E quindi sono venuta qua come un test di allenamento, però sono contenta come è andata, ci sono ancora un po' di cose a migliorare, ma è giusto così. Prima uscita stagionale anche per me, oggi ho voluto fare un test perché comunque ero ancora un po' in carico e quindi volevo un attimo vedere qual era la condizione di forma del momento e alla fine comunque è venuto un tempo abbastanza vicino al personale, un decimo sopra, 11,67, quindi come prima uscita stagionale va bene e ci sono ovviamente dei dettagli tecnici su cui migliorare, non sono ancora entrata in forma del tutto, però appunto l'importante è correre veloce più avanti, quindi come prima gara va più che bene, sono contenta. Oggi ho fatto la mia prima uscita stagionale, diciamo che il risultato è abbastanza discreto e come prima uscita stagionale direi buono. C'è ancora molto su cui lavorare, però sono abbastanza contenta di aver fatto questo test e vedere come sono messa. E diciamo che il risultato è un pochino lontano dal mio personale, ma sono molto fiduciosa e c'era la bellissima giornata e l'ho sfruttata al meglio. Una stella che torna a risplendere è stata anche la rientrante Giada Carmassi, Bruniera Friuli-Intagli, che ha vinto bene i 100 ostacoli in 13,43 davanti a un'avversaria tosta come Anna Bionda, Custrieste, argento in 13,95. Per l'atleta di Magnano di Riviera, diplomata all'Istituto Professionale per Servizio Socio-Sanitario, che ha un personale di 13,10 stabilito lo scorso anno a Palermo, una bella iniezione di fiducia per riprendere un cammino bruscamente interrotto dall'infortunio. Sentiamo quello che ci ha detto. Allora, sono contentissima di aver fatto la prima gara outdoor nella mia regione dopo un inverno molto particolare perché è successa una cosa molto strana per me, nel senso che dopo tanti anni che faccio ostacoli sono caduta e purtroppo è stata una caduta abbastanza rovinosa, mi sono lussata il gomito e a seguito della lussazione mi sono rotta sia il capitello radiale che una coronoide che tutti i legamenti, quindi mi hanno dovuto operare abbastanza d'urgenza e questo mi ha un po' rallentato la preparazione e mi è dispiaciuto un sacco visto che mi stavo allenando veramente bene. Le indoor avevo perso le speranze di farle, anche se sono riuscita miracolosamente a metterle in piedi in una settimana e poter conquistare una finale. Adesso diciamo che ho ripreso, anche se nonostante tecnicamente sono ancora un po' indietro, ma diciamo che bisogna iniziare a gareggiare per togliere un po' di ruggine e sono contenta di aver fatto la prima gara qui in Friuli, nella mia regione.
I lanci hanno regalato momenti d'alta qualità con Sebastiano Bianchetti, Fiamme Oro, che ha vinto il peso scagliando l'attrezzo a 19,41 m. È stata la sua performance la migliore del meeting, mentre Stefania Strumillo, Fiamme Azzurre, con il suo successo nel disco con la misura di 54,49 m, ha staccato la seconda prestazione assoluta. La gara del disco ha messo in vetrina un buon Enrico Saccomano, Malignani Libertà Surine, che si è imposto allo sloveno Tadej Kribar con 57,75 m. Quest'anno ha già scagliato l'attrezzo a 58,82 a Mariano Comense, avvicinando il limite regionale di 58,96 m. L'allievo di Adriano Corsi ha giudicato il premio speciale dedicato ad Alcide Muradore, già sindaco di Palmanova, che la moglie Laura, la figlia Marzia, con l'amministrazione comunale hanno messo in palio. Sentiamo il vincitore. Della gara di oggi nulla, una bella giornata finalmente dopo una lunga settimana, 2 lunghe settimane di pioggia, buone condizioni, giusto un calo il rendimento mio. Però ci sono belle misure, c'è una bella media e c'è pure la possibilità di riuscire a battere il record regionale del mio allenatore Adriano Cos, che da anni che è in piedi e che deve essere spodestato da questo trono. Per cui adesso testa al minimo per i campionati del Giochi del Mediterraneo con la misura di 59, testa ai campionati italiani assoluti e tanto divertimento. Da segnalare ancora i 110 ostacoli vinti con travolgente finish da Francesco Marconi, Treviso Atletica in 14,40, davanti a Gabriele Cernigloi, Marignani Libertà Surine 14,64 e i 100 metri con il ragazzo di casa Fabrizio Ceglie, oggi all'Assindustria Sport Padova, primo in 10,66, sul compagno di squadra Marco Bucciol 10,76 e su Enrico Sancin, Trieste Atletica, terzo in 10,79. I 400 donne hanno messo in vetrina la promessa Francesca Menotti della Libertas Locale, prima in 56,68 e nei 1500 maschili ecco la zampata di Matteo Spanu, Malignani Libertà Surine, che in 3,49,99 ha regolato con un fulminante 300 finali lo junior Cesare Caiani, Bruniera Friuli Intagli, 3,53,37. Ordinaria amministrazione nei salti, Francesco Ruzza, Trieste Atletica, vince il lungo con 6,63 e Federica Giovanardi, Atletica Brescia 50, il triplo con 12 metri e 18. Coppa Friuli, atto quarto, con la tappa di Feletto Umberto organizzata dalla SD Keep Moving di Udine, del presidente Massimiliano Pividore e 306 concorrenti ad animare di colori e calore le strade del centro cittadino, con la prova di poco meno di 10 km vinta dai keniani Kiptu Edwin Kibet in 31,2 e tra le donne da Kingori Vangiru in 33,47, entrambi della podistica Torino. Secondo e terzo posto tra i maschi per Cristian Notarangelo, Keep Moving, e Giuseppe Puntel, Sportiamo. Il podio femminile è stato completato dall'altra keniana Murigi Luci Vambui, Atletica Saluzzo, e da Marta Pugnetti della Carni Atletica. E con questa notizia noi ci fermiamo qui anche per questa settimana. Grazie per il fedele ascolto, arrivederci a lunedì prossimo.